Ci troviamo con Andrea De Carlo, candidato alle regionali in Veneto, 20-21 settembre 2020. Lei sostiene la candidata Daniela Sbrollini, 48 anni, nata in provincia di Brindisi, pugliese dunque, però 30 anni che è qui in Veneto. E il vostro simbolo racchiude 4 altri simboli, cioè la vostra lista, PSI, PRI, Italia Viva e Civica Veneto, in cui c'è dentro lei. Perché questa scelta e cosa intendete o sperate di fare? Beh, innanzitutto è una lista, una forza, sono forze politiche tutto sommato sono moderate, per cui io mi vedo all'interno, soprattutto in questo momento storico dove vi è una forte contrapposizione tra destra e sinistra, tra il centrodestra e il centrosinistra, quelli che così si definiscono. Vi collocate dunque al centro? Ma è abbastanza di centro, tutto sommato la lista, centro-sinistra, ecco, questo è però ripeto, la forza è anche da un certo punto di vista trasversale, questo è un dato di fatto, è inutile negarlo. Ripeto, comunque sono delle forze moderate, per cui vi è un unico programma amministrativo sul quale tutti hanno concordato. Per quanto riguarda la mia candidatura, io in questi mesi sono stato contattato da delle persone, ho cercato di capire cosa stava succedendo nell'ambito politico, regionale e anche soprattutto a livello locale. Si è guardato un po' intorno, diciamo che ha avuto anche altre proposte. Esatto, sì, ho avuto delle proposte e alla fine ecco, questa è stata la mia scelta. Per quanto riguarda appunto il programma, io vedo che soprattutto nella nostra area, dove io sono candidato in provincia di Venezia. Allora, un attimo, scusi se la fermo, perché diciamo da dove proviene lei, perché lei è consigliere comunale di Annone Veneto, sì, attualmente è di minoranza, è stato candidato sindaco, vice sindaco al mandato precedente e consigliere comunale di opposizione nel mandato ancora prima, perciò un'esperienza amministrativa ce l'ha. Sì. E prima di andare un attimo sul programma, una cosa della sua candidata, perché mi aveva colpito quando tempo fa leggevo sui giornali la sua proposta di non usare le scuole come sede per le votazioni. Lei che ne pensa di questo e poi sul programma appunto? Siccome c'è stata anche una forte polemica durante tutta l'estate circa l'utilizzo delle strutture, se sono pronte o meno all'inizio dell'anno scolastico proprio a causa del Covid, io la vedo una proposta più che sensata. Sinceramente non riesco a capire perché, ma questo vale in tutte le competizioni elettorali, non riesco a capire perché necessariamente la struttura deve essere una scuola, quando tutti i comuni hanno a disposizione altre strutture dove eventualmente far svolgere le elezioni. Dopodiché, ripeto, la proposta fatta dalla candidata è più che ottima a parer mio e in questo modo si potrebbe anche evitare la chiusura, visto che le scuole aprono mi pare il 14, poi teoricamente devono essere chiuse, anzi no, senz'altro saranno chiuse poi per le elezioni, si poteva tranquillamente far svolgere in questo caso le elezioni in altre strutture comunali. Allora, Veneto Orientale è la nostra area di appartenenza geografica, perché qualcuno del Portugruarese, visto che più nello specifico ci troviamo nel Portugruarese, dovrebbe votare Andrea De Carlo, visto che c'è insomma una agguerrita concorrenza da questo punto di vista, perché lei insomma ha bisogno anche di voti per poter andare poi a portare le sue istanze del territorio in Veneto. Io dal punto di vista, perché innanzitutto un'esperienza me la sono fatta a livello locale, per cui posso mettermi a disposizione in un livello più alto, ecco. Ho delle idee sulle quali che ho sempre portato avanti sia a livello comunale, ma di fatto hanno valenza anche a livello sia provinciale che regionale.
In primo la questione che in questo momento penso sia sotto gli occhi di tutti, la questione sanità. Ritengo che il Veneto orientale nel corso degli ultimi anni, se da una parte si sono mantenute le due strutture, i due ospedali, però dall'altra sono convinto almeno che nel portoghese abbiamo perso, soprattutto per quanto riguarda il settore di base e territoriale. Prova ne è anche quanto sta succedendo proprio, vedo la casa di riposo di Gruaro, dove abbiamo dei lavoratori sottopagati, collegati a E anche sotto organico, collegati a cooperative, e quando sappiamo benissimo che le case di riposo ormai sono necessarie e soprattutto devono essere attrezzate anche per gestire i nostri anche anziani. controllate e monitorate dall'ASL. Esatto, ci vuole un controllo, ma soprattutto servono anche le persone all'interno specializzate per poter gestire i nostri anziani. Al problema dell'hospice, dove abbiamo una delibera di giunta regionale uscita lo scorso a fine luglio, mi pare il 28 luglio, e poi confermata perché serviva il nulla osta o il via libera da parte della quinta commissione, dove di fatto si dice che nella prossima programmazione è prevista la riduzione del numero dei posti offerti, mi pare da 19 o da 18 a 12, a 17 a 12, 17. E con la unificazione delle due strutture. Pertanto o Portogruaro perde la propria struttura, oppure si andrà a perdere la propria, oppure come qualcuno ha paventato sarà realizzata una nuova struttura. Questo è stato detto chiaramente dal vicepresidente, ex vicepresidente della regione. In un'intervista proprio lui ha detto sì, la previsione è quella di una nuova struttura, o ipotizzare una nuova struttura intermedia in una zona intermedia ai due capoluoghi. Il suo pensiero? Il mio pensiero invece è che queste strutture devono essere anzi rafforzate, mantenute in loco e mantenute in loco, perché penso che sia il momento non solo per il paziente ma anche per la famiglia, sia il momento tra virgolette più drammatico per una persona, ma per la stessa famiglia. Sì, allora abbiamo capito che il settore sanità, insomma, lei ci butta un occhio e ci ha messo un occhio particolare, però anche sul lato economia lei aveva fatto delle proposte per i comuni, insomma. Sì, io sono ancora convinto che sia valida. Abbiamo visto che c'è stata da parte dei comuni e da parte un forte utilizzo per tramite del Fondo Nazionale, però che non è mai sufficiente per andare a coprire le esigenze delle attività economiche. E qui mi rifaccio soprattutto alle piccole attività che soffrono fortemente. Però senza andare tanto sul dettaglio, lei aveva fatto una proposta che era abbastanza innovativa, non accolta qua, ma in altri comuni la stanno usando. La stanno usando, ha avuto anche parecchio successo, per cui vedo ad esempio Treviso, eppure Treviso che non è di area della stessa area politica, però è un dato di fatto, ha funzionato. Per cui... Allora, in chiusura di questa intervista, chi vota lei vota, come si diceva in apertura, Daniela Sbrollini. Zaia è dato stravincente, però penso che il vostro obiettivo sia entrare, insomma, nel palazzo che conta, nella stanza dei bottoni. Avete qualche sondaggio e diventa tutta un'incognita anche per voi? I numeri che ci dicono che dovrebbero essere fatti 2 consiglieri a livello regionale, poi chiaro la ripartizione viene fatta su base provinciale e a quel punto poi scattano le eventuali preferenze, chi prende più preferenze. Allora, per chi volesse aggiornarsi o seguire un po' qual è il suo percorso da qua al giorno delle votazioni, ai 2 giorni delle votazioni, lei ha una pagina Facebook, social? Sì, certo, una pagina Facebook aperta apposta. Purtroppo la campagna elettorale è difficile farla viste le condizioni dovute al Covid, per cui anche incontri. E l'indirizzo?
Basta digitare Sì, Andrea De Carlo. esce la pagina, non ci sono problemi. Bene, allora ringraziamo appunto Andrea De Carlo e chi vuol seguirlo un po' di più, insomma, i dati, le coordinate, diciamo, le abbiamo date. Grazie a voi, grazie.